Eccoci qua. Buongiorno a tutti quanti. Intanto chiedo scusa per una cosa, due cose, poi mi presento. La prima è che ogni tanto mi vedrete che guardo verso sinistra perché non sono abituato a parlare con un computer, quindi l'unica cosa che posso fare è mettermene un altro e almeno ogni tanto vedo una faccia delle vostre e quindi mi rendo conto che sto parlando con qualcuno anziché con il computer. Mi chiamo Loris Giuliatti, sono come prima cosa responsabile del centro di Bassano di ENAIP e poi sono una guida ambientale escursionistica. E questo io lo dico in questo che è il momento più buio e cupo per questo tipo di professione con orgoglio, perché è una professione che ho praticato per tanto tempo in una maniera un pochettino selvaggia e che poi mi sono deciso ad un certo punto della mia vita di fare tutto un percorso per diventare un professionista, perché adesso vedremo un attimino a mano che parlerò di questa professione, che cosa significa essere una guida ambientale escursionistica e cercare anche di capire nel dettaglio tutte quelle che sono, ho fatto finta di farmi delle domande e rispondermele proprio per rispondere a quelli che sono i quesiti che di solito si fanno o succedono spesso quando si fanno questo tipo di incontri in aula. Voi penso non ci sia difficoltà da parte vostra a capire quanto difficile è per una persona abituata a interfacciarsi quotidianamente con le persone fare questo tipo di intervento senza averle davanti. Quindi cercherò di fare il meglio che posso. Allora, la guida ambientale escursionistica è una delle professioni turistiche riconosciute. Quando si parla di professioni turistiche c'è una serie di tabù e anche una serie di domande che escono molto spesso, perché cosa succede? Succede che viene fatta una grande confusione da parte di chi non è un esperto del settore e quindi cominciano a dire ma allora sei questo, ma allora sei quell'altro, ma allora sei quest'altro e diventa estremamente complesso riuscire a classificarsi. Quindi io come prima cosa mi sento in dovere di darvi un'indicazione di massima di quelle che sono le professioni turistiche e quello che in realtà è una guida ambientale escursionistica e quella che soprattutto non è una guida ambientale escursionistica. Allora, la professione che tutti bene o male hanno sentito nominare è quella della guida turistica. La guida turistica è quella persona che si occupa di prelevare un gruppo, alzare l'ombrellino che di solito fa da segnavia e accompagnarlo in un percorso che di solito è un percorso cittadino, dico di solito perché in realtà la guida potrebbe fare anche altro, e ha il permesso e l'autorizzazione di andare a spiegare e raccontare i monumenti all'interno di una città, di un luogo, di un borgo o di quello che è. Per farlo ha dovuto fare un certo tipo di percorso di studi e da quelle che sono le normative vigenti, che però cambiano spesso, ma insomma diciamo che quelle che sono le ultime normative, deve essere in possesso almeno, deve avere la conoscenza almeno di 2 lingue straniere. Quali sono le lingue straniere? Non ha importanza, nel senso che la Regione Veneto tendenzialmente chiedeva che una delle due fosse l'inglese e la seconda lingua era a discrezione del candidato, quindi potrebbe esserci anche, che ne so, lingue meno importanti. Adesso per dire, ci sono dei colleghi che si stanno specializzando con la lingua cinese piuttosto che le lingue orientali, per andare a prendere quel tipo di fascia di clientela. Ovvio che fare una guida in lingua è una cosa complessa, però diciamo che a livello di curriculum questo aiuta. Questa è la guida turistica. Prima ho saltato un pezzettino, ma lo mettiamo adesso, ho detto dal pullman li accompagna a vedere i monumenti, ma c'è un'altra figura che è l'accompagnatore turistico, che è quello che sale in pullman con la comitiva che magari la va a prendere in aeroporto piuttosto che la va a prendere in stazione, la carica in pullman e si occupa di tutta quella che è la parte logistica. Quindi cosa significa? Significa che arriva all'albergo, si occupa di verificare che tutti quanti i clienti abbiano le loro stanze al loro posto, si preoccupa che la guida turistica arrivi al punto indicato, al momento indicato per fare lo scambio. Generalmente questo tipo di figura non fa accompagnamento di tipo
di accompagnamento come lo si intende, di chiacchiera, di spiegazione, di interpretazione di un posto, no, si ferma a questa parte. Queste sono due professioni che tendenzialmente tutti conosciamo. Poi cominciamo a entrare su delle professioni invece che sono un po' distaccate da questo mondo e che si avvicinano molto al nostro mondo. Allora, la prima professione, quella più nota di tutti, quella che tutti noi conosciamo, è la guida alpina. Allora, la guida alpina, più che una professione, è uno status, perché per arrivare a fare la guida alpina è necessario un iter lunghissimo e assolutamente non alla portata di tutti. Io per primo non mi avventurerei mai in una cosa del genere. La guida alpina deve fare un periodo di affiancamento a un'altra guida alpina, un percorso molto lungo legato soprattutto a un certo tipo di attività, e alla fine di questo può esercitare la sua professione di guida alpina. Vi ho citato la guida alpina prima della guida ambientale escursionistica per un motivo molto semplice, perché spesso da parte di alcune persone che così insomma in maniera bonaria, quando gli dici io faccio la guida, dicono allora sei una guida alpina? No, la guida alpina è l'unica figura tecnica turistica che può fare un certo tipo di percorsi e può occuparsi di un... Grazie mille, mi tornava indietro un rumore fortissimo, perdono. E è l'unica persona che si può occupare di fare certi tipi di percorsi, quali? Tutti quei percorsi che richiedono l'utilizzo di strumenti di avanzamento, che fondamentalmente in montagna sono la piccozza, i ramponi, la corda e tutte queste cose qua. Quella è competenza esclusiva della guida alpina. Ecco che arriviamo alla guida ambientale escursionistica. La guida ambientale escursionistica, per normativa, è una persona che può, dopo aver fatto un certo tipo di percorso, può accompagnare in qualsiasi quota, quindi non c'è un limite di quota. Questo è importante perché noi adesso stiamo lavorando su due percorsi. Un percorso che abbiamo costruito qui a Bassano, dico qui a Bassano perché io sono a Bassano, non voi, a Bassano per quella che è una parte più montana collinare, e invece stiamo lavorando a Chioggia per quella che è una parte pianura mare, perché la guida ambientale escursionistica può muoversi da 0 a quote più importanti, con il vincolo che dicevamo prima, cioè è vietato utilizzare strumenti di avanzamento che sono esclusivamente di competenza delle guide alpine, quindi tutto quello che vi ho nominato prima e che non sto a ripetervi per non annoiarvi. Quindi per fare la guida essenzialmente si risponde a questo tipo di domanda. In Italia la guida ambientale escursionistica, scusate, che in acronimo si dice GAE, è una figura professionale del comparto del turismo che lavora in stretta correlazione con l'ambiente naturale. Le guide ambientali escursionistiche sono professionisti regolarmente retribuiti, questo è importante, che accompagnano in sicurezza. Questa è una parola che adesso io poi userò 10-50.000 volte perché è una delle chiavi importanti del nostro lavoro. Assicurando la necessaria assistenza tecnica a singoli o a gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandogli gli aspetti naturalistici, antropici, culturali senza limiti altitudinali, come vi dicevo prima. Poi c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito questa cosa, perché ovviamente quando si è parlato di altitudine qualcuno ha alzato le mani, nel senso che si è comunque un po' discusso, ma alla fine una sentenza della Corte Costituzionale ha messo a tacere le cose. Ecco, questa è la frase che vi dicevo e che mi sentirete ripetere, scusate, ma è proprio una questione di forma mentale che ci mettono in testa e che poi ci rimane, senza l'uso di mezzi per la progressione alpinistica. Questo è fondamentale. Svolgono la loro attività in aree protette e non spaziando dall'accompagnamento in natura alla divulgazione e alla realizzazione di progetti di educazione ambientale. Allora, il nostro mondo è un mondo enorme, talmente tanto ampio che ho cercato di riassumervi quelle che possono essere i nostri lavori, i nostri compiti. Poi interrompo anche questo monologo tristissimo con degli esempi, proprio anche per darvi un po' di idea di quello che è il nostro lavoro, di quello che è il mio anche in parte lavoro.
quindi cercherò di fare in modo di darvi delle indicazioni di massima. Allora, si possono fare attività di tipo outdoor, attività di tipo indoor, collaborazioni e collaborazioni con agenzie turistiche. Vanno un po' suddivise. Allora, le attività outdoor, insomma, sono abbastanza chiare e corrispondono a tutte quelle attività che possono essere legate ai vari mondi. Io nello specifico, non mi sono neanche presentato, ho saltato questa prima parte, ma la inserisco dentro adesso. Io nello specifico come guida sono una guida specializzata nei percorsi di montagna legati a un periodo storico particolare che è la Prima Guerra Mondiale. Quindi ho fatto tutto un tipo di lavoro e continuo a fare tutto un lavoro legato a questo tipo di fascia. Lavoro principalmente con i ragazzi, quindi io ho scelto di lavorare con le scuole e vi posso assicurare che non è la cosa più semplice, lo è da un certo punto di vista, nel senso che non si deve andare a costruire il pacchetto di persone, perché il pacchetto arriva già fatto con un insegnante che ti contatta e che ti fissa l'escursione, ma in realtà è un tipo di utenza che, come penso vi sia facile immaginare, non sempre è nel posto in cui vorrebbe essere in quel momento, cioè tu sei quello che fa parte della gita, anzi, scusate l'espressione un po' colorita, tu fai la parte noiosa e rompiballe della loro gita. La loro gita consiste di solito da quando partono col pullman da scuola a quando arrivano nel luogo, quindi quella è la gita in pullman come si faceva ai miei tempi. Poi c'è la parte noiosa, che è quella di andare a fare un giro con uno che ti spiega un po' di cose, e poi torna la parte divertente, che è quella di tornare a casa in pullman. Ecco, il nostro compito è quello di rendere il meno noiosa possibile quella fetta centrale, e non sempre è un'attività facile. Per farlo, come supporto o a volte anche semplicemente come attività a sé stante, facciamo la parte indoor. La parte indoor è la parte direttamente all'interno delle scuole, quindi costruiamo dei progetti che vanno poi proposti agli insegnanti e in base a un certo tipo di criteri, di bandi o di collaborazioni sancite con la direzione didattica, si arriva nelle scuole a fare un'ora di lezione, 1 ora, 2 ore. Ho anche progetti lunghi, perché a volte ho dei colleghi che fanno dei progetti di educazione ambientale che possono durare anche 6 mesi, 1 anno. Qua è importante il nostro tipo di lavoro, perché nell'attività indoor noi entriamo anche dal punto di vista dell'abbigliamento in maniera completamente diversa da quello che sono abituati a vedere i ragazzi con i loro insegnanti. Nel senso che una guida entra vestita da montagna, e quindi già c'è un certo tipo di rapporto diverso, e entra con delle idee innovative, nuove e creative, perché una delle cose fondamentali del nostro lavoro è che deve esserci creatività. Quindi cosa succede? Succede che ad esempio andiamo nelle scuole elementari a parlare ai ragazzi di microplastiche, ad esempio, no? E quindi per fargli l'esempio di cosa significa microplastiche, ci andiamo con un blocchetto da parete, quindi un blocchetto che si usano abitualmente per fare le arrampicate indoor, e una scarpetta da roccia. Si fa fregare la scarpetta, vi faccio un esempio, si fa fregare la scarpetta sul blocco, e poi con un microscopio che in realtà è una grande lente, si va a vedere che in realtà quello che sembrava niente ha rilasciato delle microplastiche nell'aria, nell'ambiente, e quindi si fa ragionare i ragazzi sull'ecologia, su piccole cose che poi gli servono più avanti per riuscire a crescere in un certo modo, in una certa ottica. Oppure, come nel mio caso, vado a presentare in un'ora di lezione che ho costruito, ovviamente, come potete immaginare, in un bel po' di tempo, perché andare a parlare di storia a dei ragazzi, già solo il fatto che qualcuno gli dice viene uno a parlarvi di storia, già hai perso 1000 punti. Poi nel momento in cui entri e sanno che devi parlare addirittura di un'ora di Prima Guerra Mondiale, più di qualcuno parte decisamente male. Quindi tutto il nostro lavoro è stato di cercare di trovare una formula diversa per riuscire a creare quell'interesse, quella curiosità che alla fine della giornata fa dire ai ragazzi: boh, adesso non vedo l'ora di venire su in montagna, che così me la fai vedere, quello che mi hai raccontato me lo fai vedere direttamente. Quindi andiamo a lavorare su quello che è il pacchetto che vi dicevo prima. Facciamo in modo che non sia solo il prima e il dopo, ma anche il durante, quindi il nostro momento, sia un momento in cui riusciamo a collaborare con i ragazzi, a lavorare con i ragazzi in maniera da rendere la giornata positiva. Vi parlo di ragazzi perché lavoro con i ragazzi, ma adesso vi parlerò anche di adulti, perché
c'è la collaborazione con gli enti e con i parchi che rientra nelle nostre attività. Queste di solito sono collaborazioni continuative, dove un grande parco commissiona ad una guida l'organizzazione di alcuni eventi rivolti al pubblico adulto, quindi rivolto a tutte quelle persone che decidono a un certo punto di venire a fare un giro, e quindi prendono il classico Depiano, vanno a vedere in internet alle 5 di pomeriggio, speriamo si ritorni presto a farlo, alle 5 di pomeriggio andiamo a farci il giretto nel bosco e vediamo la distinzione tra i vari alberi. Questo è un lavoro che fa la guida, quindi la guida non deve fare necessariamente delle camminate devastanti per essere contento, anzi una delle caratteristiche che ha la guida ambientale escursionistica è proprio quella di un turismo lento, di una camminata lenta. Quindi è ovvio che per fare questo lavoro è necessario tenersi in forma, anche perché alla prima salitina, se non hai il fiato per spiegare che davanti hai un abete perché qualcuno ti chiede che albero è e tu non sei in grado di dirglielo perché non hai il fiato per parlare o per respirare o banalmente non riesci a tenere testa alle persone, diventa un problema. Però di solito tendenzialmente le nostre sono camminate adatte a tutti, quindi è raro che voi vedete in un Depliant una guida camminata esclusiva per arrampicatori o per gente che cammina come dei forsennati. Di solito sono adatte a tutti. L'altra parte importante del nostro lavoro è la collaborazione con le agenzie turistiche. Questa è la parte più complessa da gestire, perché la collaborazione con le agenzie turistiche prevede, ovviamente, che una quota parte di quello che è il nostro lavoro va dato, o anzi va trattenuto, dall'agenzia turistica. Perché allora però, perché è importante collaborare con le agenzie turistiche? È importante perché una delle difficoltà grosse, e che soprattutto arriveranno adesso con la riapertura della stagione, essendo stata questa una pre-stagione assolutamente azzerata, che non sarà facile trovare le comitive o le persone che sono pronte per venire a fare un giro con voi. Le agenzie turistiche fanno questo di lavoro. Hanno direttamente l'utente che li contatta, dice quali sono le sue esigenze, le sue caratteristiche e in base a questo poi vengono ridistribuiti alle varie guide. Quindi l'agenzia turistica conosce le sue guide, sa le specialità di ogni guida e in base a questo organizza il pacchetto turistico. E sul pacchetto turistico mi soffermo un minuto perché la legge è cambiata l'anno scorso. Allora, quando si organizza un'escursione è molto facile, non sapendo quali sono le norme, cadere nel pacchetto turistico. Se io prendo e telefono ad un pullman, organizzo il pullman, carico le persone sul pullman, faccio il giro turistico per il Grappa, organizzo il posto dove andare a mangiare, raccolgo i soldi e pago io da mangiare, sono tutte sbagliate e questo è pacchetto turistico. Quindi questo qua per noi non è fattibile. È fattibile con la nuova normativa gestire pullman e viaggio se all'interno di un'unica giornata. Questa è l'ultima variazione di legge che è stata fatta a inizio anno, a fine dell'anno scorso. Altrimenti diventa pacchetto turistico. Quindi il nostro lavoro si limita a gestire la nostra parte, quindi il nostro lavoro è quello di fare l'accompagnamento vero e proprio. Per tutto il resto si arrangia l'agenzia che per questo si trattiene, anzi il contrario, non è che si trattiene, l'agenzia ci paga e si tiene tutto il resto che gli deve. Domanda che di solito a questo punto, se fossimo dal vivo, qualcuno farebbe: ma allora se io li porto a mangiare in un rifugio, dopo dovrei aspettare che ognuno, se non ho un'agenzia in mezzo, dovrei aspettare che tutti quanti, ognuno pagasse la sua parte e io dovrei aspettarli fuori e così non finiamo più, vero? Allora cosa si fa? Si fa quello che si fa in pizzeria quando si va a mangiare con gli amici, cioè la persona, il gestore dice: guarda, sono 10 euro a testa, ragazzi, metteteli qua, ognuno mi dà i suoi 10 euro, li raccolgo io,
poi vado alla cassa e gli dico, boh, questi sono i soldi di tutti, fai una fattura a testa, fai gli scontrini a chi devi farli, fai quello che devi fare, però fate solo, accentuate, velocizzate i tempi, ma non fate in realtà che pagate voi e poi trattenete una quota a parte, tutte queste cose qua. Altra domanda che sorge spontanea a questo punto, così poi chiudo il discorso legato alla parte del rifugio. Ma quando porto un gruppo e il gruppo mangia fuori, ma devo pagare anch'io? Allora, tendenzialmente non c'è una regola in merito a questo. E vi posso garantire che nella mia esperienza ne ho viste di tutti i colori. Tendenzialmente una parte importante quando accompagnate un gruppo e questo gruppo si ferma anche a mangiare fuori, sembra assurdo, ma voi potete essere la più brava guida del mondo, se gli fate mangiare male, alla sera vi dicono questa frase, successo più di una volta, bravo guida, sei proprio brava, però abbiamo mangiato male, che la cosa a voi interessa relativamente pari a zero, nel senso che non è un problema vostro il fatto che hanno mangiato male o meno, perché non c'entrate niente con il ristorante. Quindi tendenzialmente una guida si accorda, tra virgolette, con i posti dove va, si accorda per forza, perché non è che potete portargli 50, 30 persone, 20 persone, quello che è, senza dirglielo, ma si dice guarda che ho un gruppo che viene, poi ti metti d'accordo con il capogruppo, piuttosto ti metti d'accordo con l'agenzia e si va su posti dove si sa che si può mangiare bene, se è un gruppo di anziani che tende a fare mezza giornata di camminata al massimo e poi sta 3 ore seduto a tavola. Veloce, se invece sapete che è un gruppo di camminatori, quindi c'è un posto dove si può mangiare un panino, una cosa dal volo e poi si scatta via veloce e non vi fa perdere mezza mattina o mezza giornata. Queste sono tutte regole che voi dovete imparare a gestirvi creandovi una specie di book, che poi a volte è cartaceo, a volte è semplicemente di buon senso, che sapete che una volta potete andare là, la volta dopo potete andare là, la volta l'altra potete andare là, in base a quelle che sono le esigenze del gruppo. Sì, domanda, non so se l'avete vista, se devo organizzare trekking per più di un giorno è sempre bene appoggiarsi a un'agenzia? Allora, sì, direi di sì, perché scattano tutta una serie di complicanze non da poco. Nulla vieta di farlo se nel farlo si rispettano tutte le regole che ho detto prima, cioè, ma che diventa impossibile. Quindi dovrebbe essere che qualcuno per conto loro, cioè quindi il capogruppo, la classica signora Maria, che è quella che si prende l'onere di chiamare direttamente voi e che quindi è quella che tratta direttamente con voi, dovrebbe essere lei che si prende cura di trovarsi ristoranti su vostro consiglio, gli alberghi su vostro consiglio, ma su tutte queste cose voi non dovete metterci bocca. Nel senso che dovete consigliarla, poi potete anche chiamare il ristoratore o l'albergatore e dire ascolta, so che viene un gruppo da Milano di 20 persone, sono con me, cosa ha intenzione di fare, cosa non ha intenzione di fare. Ecco, questa è una regola. Il patentino, aspettate che cerco di leggere il messaggio. Buona sta cosa dei 2 PC, perché così mi permette di... Allora, come si fa a prendere il patentino in Veneto? I bandi sono bloccati. Allora, qui non stiamo parlando di patentino, attenzione, stiamo parlando di un'altra cosa. Entrare nel tema del cosiddetto patentino regionale o nazionale è una questione molto delicata e anche difficile da collocare. Secondo quelle che sono le normative vigenti per fare la professione di guida ambientale escursionistica, che in Veneto, con i bandi che mi state parlando voi, si chiamava guida naturale, naturalistica ambientale, quindi c'è un gioco di parole. Quel tipo di patentini sono stati bloccati quando, siccome era competenza della provincia fare questi bandi, che di solito venivano fatti ogni anno e mezzo, 2 anni, e dopo che c'è stata un po' di confusione con le province, sono stati di fatto bloccati e sono tuttora bloccati. In questo momento, per esercitare la professione di guida ambientale escursionistica, non è necessario, ecco, adesso vi dico una cosa che vi farà un po' sobbalzare, ma non è necessario fare un corso. Poi vi spiegherò perché bisogna fare un corso, ma fondamentalmente a rigor di logica, di legge, non è necessario fare un corso, si può evitare di farlo. È che
il corso e successivamente l'iscrizione a un'associazione nazionale ti permette di esercitarlo in sicurezza e secondo certi canoni. Se domani mattina uno si inventa di andare a fare questa cosa, e ce ne sono, perché mi capita spesso, devo essere onesto, mi capita di trovare in montagna persone che esercitano senza aver nessun tipo senza aver fatto nessun tipo di corso e senza aver nessun tipo di iscrizione a nessuna associazione. Io faccio parte di EGAE, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, con la quale collaboriamo anche con ENAIP, ma ce ne sono anche delle altre, non voglio dire. Però tutte queste associazioni hanno un denominatore comune: non iscrivono le persone a caso. Cioè, per essere iscritto tu devi avere fatto un certo tipo di percorso, che può anche essere banalmente ridotto a un esame, se tu hai delle competenze che lo permettono, e ci sono una serie di competenze abbastanza importanti, quindi è una strada che vi sconsiglio di percorrere, perché da quello che so io, insomma, che passano direttamente all'esame sono 5 persone in tutta Italia, quindi immaginatevi 10 persone in tutta Italia, quindi immaginatevi un po' che selettivi che sono, giustamente. E essere iscritto a un'associazione permette di avere tutta una serie di tutele che sono quelle che andiamo a vedere adesso. Allora, questo in realtà ve l'ho già detto, però mi serve perché poi voglio parlarvi di educazione, di interpretazione ambientale, che è una cosa che tra l'altro vi farò anche un esempio, così cerco di annoiarvi un po' meno. Allora, l'attività di scuola dei docenti, l'attività del museo l'abbiamo detto, i progetti di educazione ambientale e la conduzione di trekking. Ecco, io mi fermerei un attimo qua perché ci sta per collegarci al discorso del perché devo farlo e il perché non devo fare un corso o una formazione di un certo tipo e posso semplicemente esercitare. Allora, le responsabilità che noi abbiamo nel momento in cui andiamo ad accompagnare un gruppo sono delle responsabilità enormi. Ovviamente nessuno è così folle da prendersi in capo queste responsabilità senza avere un'assicurazione che lo tuteli, perché uno deve essere tutelato dal punto di vista giuridico e dal punto di vista, insomma, se si fa male qualcuno deve avere qualcuno anche che ti dà la possibilità di coprire le spese se l'incidente è un incidente che ovviamente ha delle caratteristiche tali che non è stato provocato dalla guida di proposito. E questo è un altro argomento che parleremo tra un po'. Allora, per far questo, l'assicurazione ti chiede di essere iscritto a un'associazione, perché ogni associazione ha la sua assicurazione. È un'assicurazione che altrimenti nessuna compagnia ti fa. Banalmente, se tu dici io faccio la guida in montagna e non sono iscritto da nessuna parte, è molto difficile trovare un'assicurazione che ad un prezzo congruo ti faccia un'assicurazione. Perché può anche essere che c'è qualcuno che te la fa, ma te la fa ad un costo talmente esorbitante che a quel punto non ha più senso, perché dovresti fare di tutto di più per riuscire solo a pagare l'assicurazione. Quindi potrei accompagnare senza nessuna abilitazione corso eccetto e non risultare abusivo. Allora, la parola abusivo riguarda tutte quelle che sono le professioni come la guida alpina, come la guida turistica, che hanno un loro settore. La guida ambientale escursionistica sì, tu potresti farlo, sono onesto, ve lo dico, senza risultare abusivo, ma con tutte le problematiche che ti ho appena descritto. Nel senso che se succede che fai male a qualcuno, purtroppo è capitato e purtroppo sono quelle persone che poi insomma, ci siamo anche parlati tra guide, no? Sono quelle che poi dicono ma se lo sapevo dovevo fare, perché sapete è un attimo, e capita anche a noi, insomma, di avere a che fare a volte con delle persone che si comportano in maniere estremamente pericolose per conto suo, quindi anche se tu hai tutte le attenzioni del mondo, poi ti fai male e là qualcuno si fa male e là iniziano i problemi enormi, giganteschi. Questo è dal punto di vista formale. Poi c'è un altro discorso, che è un discorso che ci tengo particolarmente a fare, no? Tutto si può fare in maniera più o meno abusiva, no? Perché io posso anche, adesso vi faccio un esempio assurdo, ma per capirci, io posso andare a fare un qualsiasi lavoro in maniera così, me lo invento e vado a fare quel lavoro là ed essere anche al posto dal punto di vista formale e legale, perché magari ho una partita IVA che me la sono aperta, il codice Ateco non c'è nessuno che ti chiede se tu sai fare o non sai fare quel lavoro quando fai la richiesta di un codice Ateco,
Però poi scatta quella che è, da parte nostra, inteso come utente, è la chiave, no? Io posso inventarmi domani mattina di fare il ciabattino. C'è un gran bisogno di ciabattini perché non ce ne sono da nessuna parte, nessuno ti aggiusta le scarpe, me lo invento, domani mattina apro un negozio di ciabattino, nessuno mi ferma. Poi arriva il primo, mi porta le scarpe e il tacco glielo metto in punta, oppure le scarpe dopo un quarto d'ora sono scollate, oppure metto ancora i chiodi perché l'ultima volta ho visto che si mettevano i chiodi e faccio del male a qualcuno perché questo si mette la scarpa e si buca. Ecco, questo qua non l'ho imparato da nessuna parte perché nessuno me l'ha insegnato. Ecco che è importante fare un corso, perché il corso ti insegna a incollare il tacco al posto giusto, a non mettere i chiodi perché i chiodi bucano il piede, o viceversa, no? O fare tutte altre cose che poi in realtà sono sbagliate. E io, da guida, ho seguito il corso di Bassano, e questi che, adesso non so se si riesce a vederli sulla chat, ma aspettate un attimo che tolgo questa cosa. Questi che vedete sono una serie di libricini, eccoli qua, che è il resoconto, tutte le note che mi sono preso io da guida, quindi da uno che fa già questo mestiere, ascoltando i colleghi che facevano lezione. E quindi tutto materiale in più che io ho portato a casa, che mi sarà fondamentale da adesso in avanti per continuare, ma speriamo il prima possibile in avanti, per andare a fare di nuovo la mia professione. Vado avanti un po' con le spiegazioni, poi se avete altre domande va benissimo sta cosa perché riesco a vedere la chat di là, quindi non c'è nessun problema. Tra le tante cose che facciamo, la cosa che di solito viene... Uno dice, vabbè, ok, solo questo è la cosa che in realtà meritava di avere a che fare con dei professionisti per impararlo, è l'interpretazione ambientale. Allora, quando si parla di interpretazione ambientale, di solito la frase che viene subito dopo è questa. L'interpretazione che... allora, l'interpretazione ambientale è l'arte, perché si può definire un'arte, di svelare i significati e relazioni di un luogo, di un posto, attraverso le emozioni, le esperienze e gli oggetti. Cioè, insomma, l'interprete deve essere in grado di raccontare una vera e propria storia. L'interpretazione ambientale è quella parte del nostro lavoro che io amo alla follia, che è in grado di far entrare nelle persone la storia, nel mio caso, o l'ambiente, nel caso di alcuni colleghi, che poi alla fine tu quando rimonti in macchina la sera o rimonti in pullman pensi, beh, però cavolo, che bella giornata. Oppure il giorno dopo ti viene in mente di dire, beh, insomma, ieri ho fatto una bella giornata, quasi quasi ne rifarei un'altra. Vi faccio un esempio, così tagliamo anche un po' questa lunghissima chiacchierata tecnica e poi ho visto che ci sono altre due chat che risponderò, non preoccupatevi. Allora, siamo sul Monte Grappa, classica situazione, io ho una classe di ragazzini di terza media, l'argomento è la storia, vi dicevo, della Prima Guerra Mondiale. Gli ho già parlato per 40 minuti di spostamenti più o meno di battaglie, più o meno di situazioni di guerra, più o meno di... ma che 40 minuti? 15 minuti, 20 minuti, 40 minuti sarebbe un traguardo inavvicinabile, comincio a vedere che cala la palpebra ovviamente, quindi bisogna scattare con un qualcosa di diverso. Io di solito vi racconto questa cosa qua. Ma allora, questo è un proiettile di un fucile italiano della Prima Guerra Mondiale che si chiama ancora Carcano modello 1891, che gli italiani abbreviavano in modello 91 anno di fabbricazione. Proprio per essere spicci, veloci, fondamentalmente il proiettile ha un fondello, un bossolo e l'ogiva o proietto o proiettile, che è quella che va a bersaglio. Altrettanto velocemente ve lo spiego. Il martelletto del fucile colpisce il fondello, dietro sul fondello c'è una microcarica, innesca la balistite, che è la polvere da sparo, che è presente all'interno del bossolo, e pam, fa partire l'ogiva. Lo fa partire per un principio fisico molto semplice, che è quello che crea una combustione che ha bisogno di uno sfogo, e l'unico sfogo è spingere verso il davanti. Ovvio che perché tutto questo funzioni, l'ogiva è attaccata, come si direbbe in gergo, con lo sputo, nel senso che è infilata dentro appena appena. Quindi io cosa faccio? Ad un certo punto, quando vedo che sti ragazzini sono ormai in una fase così, tac, dalla tasca tiro fuori un proiettile pulito, a posto, sistemato, se ne trovano un sacco in grappa,
rischio zero, e comincio a farglielo passare. Dico, ecco, questo è il proiettile, funziona così. E poi gli dico, l'ogiva a cosa assomiglia, ragazzi? E qua si guardano in maniera maliziosa, cominciano a ridacchiare, perché è una supposta in tutto e per tutto, no? La supposta ha una punta e una parte piatta, e mai nessuno si inventerebbe, adesso poi hanno fatto le supposte a doppia punta apposta, nessuno mai si inventerebbe di usare la supposta dalla parte del piatto, tutti la usano dalla parte della punta, ovviamente, no? E c'è una logica che è quella che, come la supposta, anche la pallottola è stata fatta per fare il meno male possibile. Puoi uccidere uno, ma non gli devi far male. Paradossi della guerra. Allora, ad un certo punto nel fronte, nelle zone un po' più animate, i soldati avevano modo di chiacchierare l'uno con l'altro, e prima partivano i 4 insulti, poi iniziavano ad insultarsi nelle varie lingue, poi gli austriaci vincevano sempre perché sapevano, come oggi, sia le parolacce loro che le parolacce italiane, quindi qualcuno cominciava a scaldarsi in maniera importante, e quando si scaldavano cosa facevano? Facevano questa operazione. Allora, toglievano l'ogiva, la ruotavano e la rinfilavano al rovescio. Quindi creavano di fatto un proiettile che partiva con la punta piatta. E questo ha dato origine a un modo di dire che tutt'oggi usiamo, che è quello di, siccome quella cosa là, quella punta, non la chiamavano ogiva o proiettile, ma la chiamavano pallettone o palla, perché avevano un refuso napoleonico dei vecchi fucili a palla, quando facevano questa operazione, prima di farla, urlavano al nemico una cosa che tutt'oggi noi utilizziamo: non fatemi girare le palle, quindi fate in modo che non giri le palle, quindi vi faccia più male. Questa cosa, che è una storiella, che però è reale, è vera, serve per dare quello stile di interpretazione, quell'attimo di storiella, e far sì che i ragazzi comincino un po' a risvegliarsi e entusiasmarsi. Questa è una cosa simpatica. Quando si ha a che fare con gli adulti, di solito questo tipo di lavoro lo si fa dal punto di vista più sentimentale, quindi si raccontano delle storie che tendono a commuovere le persone, tendono a inanimare, tendono a far leva su un qualcosa che è diverso rispetto a quello che ci stiamo aspettando da un'escursione, da una gita. E noi ci aspettiamo che un narratore che ci dice bla 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 bla, invece noi siamo un qualcosa di diverso. Ecco un'altra distinzione tra la guida turistica e la guida ambientale escursionistica. Cioè noi narriamo storie che a volte sono anche legate a leggende, a miti, a fantasie, in un qualcosa che entusiasma le persone. Prendo l'occasione per rispondere anche a una domanda che ho visto prima. Per fare la guida devi essere un tuttologo? Che competenze devo avere? Che competenze devo imparare? Allora, non serve essere un tuttologo, anzi, nessuno di noi è un tuttologo. Serve avere delle competenze trasversali su quelle che sono tutte le materie che poi possiamo andare a trattare. La laurea in scienze motorie può abilitare alla professione? Dalla sintesi che ho fatto presumo di no, ma chiedo per conferma. No, Valentina, non può abilitare direttamente alla professione, anche perché sicuramente un laureato in scienze motorie ha una buonissima capacità fisica, quindi è un vantaggio, non da poco, però è proprio per quello che ti stavo dicendo adesso, no? Perché il lavoro di guida è un lavoro che prende dentro tutta una serie di competenze anche proprio di natura, di biologia, di botanica, di interpretazione, deve aver bisogno di una formazione di tipo diverso. Può servire la lingua dei segni? Ci sono guide specializzate? Allora, questa è una domanda che mi dà modo di risponderti a una cosa importantissima. Non esistono. Tra questi ragazzi che vedi nella foto ce n'è uno che si sta specializzando e, credetemi, avrà una marea di lavoro, perché fino adesso, dopo di lui, sei la seconda persona che me lo chiede, e invece abbiamo avuto una marea di persone che ci hanno chiesto di poter venire in montagna. Qua il problema grosso qual è? Il problema grosso è che se hai un gruppo e tu hai la capacità di parlare col linguaggio dei segni, hai modo di farti vedere e ascoltare, tra virgolette, da più persone rispetto a quelli che ti possono solo leggere il labiale. Quindi sì, direi che chi lo sa ha un vantaggio in più. La laurea in scienze forestali e ambientali, molti di questi ragazzi che vedi nella foto ce l'hanno e hanno fatto comunque il corso. L'accesso diretto non lo permette, devi comunque fare l'esame. La conoscenza delle lingue straniere va certificata per il momento con un'autocertificazione.
Cioè nel momento in cui sei iscritto ad Aigai, ma insomma io parlo di Aigai perché è la mia associazione, l'associazione italiana, però ce ne sono anche delle altre, nel momento in cui tu ti iscrivi, ti viene dato un codice, questo codice ti permette di entrare in una tua pagina e in questa tua pagina devi autodichiarare che conosci una lingua. Quindi di fatto non c'è un esame da sostenere di lingua per adesso, ma tu è una, adesso va di moda, è una autocertificazione. Possiamo fare qualsiasi cosa con le autocertificazioni, abbiamo scoperto, e questa è un'autocertificazione che tu sai una lingua. È ovvio che poi io l'inglese lo mastico, ma non lo parlo così tanto bene da avventurarmi a parlare di grande guerra con un austriaco, ad esempio, quindi con una lingua comune che può essere l'inglese, che rischierei di fare un guaio, cioè rischierei di andare a dire delle cose che sono poco delicate e magari andare a litigare con qualcuno, che è la peggior cosa che si può fare quando si fa un'escursione, insomma, entrare in conflitto. Invece, sempre mi allaccio a questa cosa e al fatto di cosa devo imparare, direi che quello che devo imparare lo si può riassumere con due frasi. Tutto quello che mi permette di muovermi in sicurezza e tutto quello che mi permette di far muovere gli altri in sicurezza. Se mi dicono sintetizza un corso o sintetizza un percorso per diventare guida in 2 parole, io lo sintetizzerei così. Solito esempio. Questo è un esempio che abbiamo fatto nei corsi, ma posso farvi anche un esempio reale. No? Abbiamo un gruppo che ci contatta per telefono, dicono, e sottolineo dicono, di essere grandi camminatori. Ecco, quando vi dicono questa cosa per telefono, dividete per 140, perché di solito quando si dicono grandi camminatori, non dico che è il contrario, ma di solito non è mai così. Quando si presentano però, molti di loro, anche dopo 1000 raccomandazioni, non sono attrezzati per camminare. È una delle cose che succede più spesso. Ci si trova a dover andare a fare un percorso che, come vi dicevo prima, non è mai un percorso rischioso, impegnativo, al punto che però magari ti arrivano con delle scarpette di tela perché tanto è caldo. Magari è anche caldo giù, però non è caldo su. Io sono stato su in montagna martedì a fare il primo sopralluogo, da solo ovviamente, e sono partito da qua che c'erano 18-19 gradi, su ce n'erano 6. Io lo so perché ci vado su spesso e quindi ero attrezzato in un modo che poi tra l'altro è andato benissimo su. Sembravo quasi esagerato perché avevo il paio, il giubbotto, e ho detto, ma portiamo via tutto, non si sa. Poi in realtà su è servito. Capita tantissime volte, soprattutto dipende con i ragazzi, come vi dicevo, che mi arrivano su, che giù ci sono 22-23 gradi, che per un ragazzo di solito vuol dire pantaloni corti e canottiera, perché sono sempre calorosi, e poi si arriva su e la differenza di temperatura li fa battere i denti e non hanno nulla per coprirsi. Come mi devo porre in questo modo? Ecco, un'altra cosa che deve fare la guida è questa: la leadership non deve mai perdere la propria leadership, quindi vuol dire che se questo può in qualche modo portare ad avere dei problemi seri, che può essere una crisi dovuta a un attacco di freddo piuttosto che ipotermia o cose del genere, no, lascio là, cioè non c'è niente da fare. Abbiamo anche dovuto fare delle simulazioni dove uno di noi ha fatto finta di essere il classico turista che è arrivato su in canottiera, abbiamo dovuto far finta di gestirlo con lui che si opponeva, cercando di fargli capire cosa? Di fargli capire che non si può, è una questione di sicurezza, ma io vengo lo stesso. No, perché in quel momento siete voi responsabili, quindi una cosa importante è la leadership. Vabbè, facciamo che abbiamo risolto questo problema e che partiamo, improvvisamente cala la nebbia. Può succedere, questo può succedere anche d'estate in montagna, soprattutto arrivano dei nuvoloni temporali. Adesso questi strumenti sono abbastanza precisi, ti dicono anche con un certo margine di tempo se sta arrivando un temporale, addirittura non so quanto affidabile sia perché non l'ho mai provato, ma nelle varie funzioni ho visto che ha anche l'alert temporale. La guida deve conoscere il meteo. Ci sono dei corsi apposta, dei seminari che continuiamo a fare per cercare di... Non è che deve fare le previsioni, leccarsi il dito, mettere fuori il dito e dire fra 20 minuti piove, scenderanno 14 mm di acqua, forse tempesta. Però essere in grado di conoscere le forme nuvolose in maniera tale da capire quale può essere la gestione del tempo
o addirittura peggio, guardare le previsioni del tempo e vedere che è una giornata a rischio temporale e partire lo stesso, no, non lo deve fare. Però questa è una situazione che può succedere, che è successa anche ai colleghi. Cala la nebbia, classica scena, il capogruppo, un po' perché si sente responsabile, un po' perché si inventa chissà cosa, cerca di prendere la situazione in mano, quindi comincia a dare indicazioni. Non lo fa la guida, si mette a farlo lui. Ecco, questa è un'altra cosa che succede, e il capogruppo, la guida, scusate, deve prendere in pugno subito la situazione, con i dovuti modi mettere a tacere la guida, sì, il capogruppo, scusate, e fare il suo ruolo. Quindi dire stop, adesso facciamo così, facciamo colà. Ecco, questa situazione è la situazione che risponde bene a quello che ci siamo chiesti prima, no? Serve o non serve fare un corso? Qua serve perché incredibilmente, non si sa perché, scatta una molla che ti fa capire che la formazione che ti hanno fatto adesso ti serve. Cioè, a me è successo che le conoscenze tecniche che mi hanno dato, che poi ho riassunto in libretti, che poi ho messo là, che ho detto, ma quando mai userò queste cose qua? Al momento opportuno si accende quella lampadina nel cervello che ti dice, porca miseria. Sì, fermi tutti, bisogna assolutamente fare così, non fare colà, prendere questa strada, prendere quell'altra. Me l'ha detto Guglielmo quando abbiamo fatto il corso, l'ho sentito dire da Paolo quando mi ha detto questa cosa qua, e quindi si riesce a far fronte a questa che è l'ostilità maggiore dal punto di vista professionale. Insomma, non ce ne sono altre di cose se non quella di essere certi e sicuri di avere a che fare con delle persone che ti hanno dato in mano in pratica la loro vita, perché non stiamo a esagerare la situazione, però di fatto stai facendo una cosa che può avere poco o tanto del rischio e tu devi essere in grado di gestirla in qualsiasi momento e in ogni caso essere sicuri di non sbagliare. Avevo visto una domanda, perdonatemi. Allora, quando si svolge il prossimo corso e qual è la durata? Ok, fra un attimo ti rispondo. Allora, eccola qua. Bello, mi interessa, come posso diventare una guida? Forse qualcuno di voi se l'è fatta questa domanda. Il titolo di studio. Allora, il titolo di studio minimo che serve per essere abilitato è banalmente la licenza superiore. Quindi quando uno ha un titolo di studio non serve un titolo non laurea, non serve una laurea, ma serve un diploma superiore. Questo è un prerequisito fondamentale, è l'unico prerequisito fondamentale. Poi, serve essere un atleta? No, perché quella è un'altra professione che non ho citato prima, che fa parte del gruppo, diciamo, delle professioni, fa parte delle guide alpine, perché di fatto è consorziato con le guide alpine, che è la guida di media montagna. La guida di media montagna non è una guida alpina, quindi non può, come noi, usare corde, ramponi, piccozze, strumenti di avanzamento, ma rispetto alla guida ambientale escursionistica è un po' più votata al percorso fisico, quindi alla camminata tosta. E infatti per fare quel corso là sono necessari una serie di prerequisiti, uno su tutti c'è una parte fisica che richiede di fare un certo tipo di percorso in un certo tempo stabilito, che è anche un tempo abbastanza tosto, quindi insomma bisogna essere un po' più allenati rispetto alla guida ambientale escursionistica. Io ho qualche collega un po' panzuto che gli piace fermarsi spesso sui rifugi, che comunque fa il lavoro e lo fa anche decisamente bene, però non è un atleta di sicuro. E frequentare dei corsi di formazione. Noi come ENAIP abbiamo già fatto, vi dicevo all'inizio, 2 corsi in collaborazione con AIGAE. Consegneremo penso, non so, il prima possibile, appena ci liberano, consegneremo questo. Vediamo, eccolo qua, perché questa è la telecamera che devo inquadrare. Questo ai nostri primi 30 docenti, primi 30 allievi, poi ci saranno i secondi 30 di Chioggia e poi partiremo probabilmente con un nuovo corso indicativamente verso fine anno nella zona più a est del Veneto, senza darvi delle indicazioni che vi direi delle indicazioni sbagliate, perché in realtà non stiamo ancora valutando in base appunto a questi. Comunque l'intenzione è di farlo nella zona più a est verso Verona, per capirci, ecco, per dare delle indicazioni un po' così confuse ma chiare. Volevo chiudere questa
dopo rispondiamo anche alla chat, perché ho visto che ne sono arrivate altre due, ma vedete i limiti di una guida è solo che è quella che in montagna si accava anche, ma davanti a 3 computer comincia a fare un po' di casino. Allora, sì, queste sono domande che vi ho già risposto, perché dovrei fare un corso. Dal mio punto di vista, la possibilità di confrontarsi con guide esperte di ogni parte d'Italia, il corso è gestito da ogni parte d'Italia, sì, la tessera è nazionale, AIGA, Associazione Italiana, Guida Ambientale Escursionistica. Condividere le esperienze di formazione e quindi fare formazione tutti assieme è una formazione continua, perché anch'io devo fare una serie di punti, chiamiamoli così, no, proprio si chiamano così, sono dei punti, quindi ogni anno devo frequentare dei corsi che mi permettono di tenermi aggiornato. Io ho due possibilità: posso ottenere dei corsi, quindi insegno alcune materie e questi mi fanno fare punteggio, e poi frequentare dei corsi che mi fanno fare altro tipo di punteggio, e ogni 2 anni io devo avere un tot di punti fatti. Mi danno tempo 2 anni, ma in quei 2 anni devo continuamente tenermi aggiornato. È una questione di sicurezza. E aumentare le competenze tecniche sui materiali che non conosciamo. Non avete pensato ad un webinar al posto del corso? Beh, ci siamo andati vicino, nel senso che tutti e due i corsi che ti ho nominato prima, Chiara, entrambi hanno finito, hanno portato avanti il loro percorso in chat, come state facendo adesso, con la possibilità di interagire. Ovvio che una guida deve fare una parte esperienziale, quindi ci siamo fermati nel momento in cui non abbiamo potuto poi andare di nuovo fuori, perché ci sono delle cose che non si possono sicuramente fare. Possiamo anche pensare che una parte, essendo proprio corsi rivolti a un ampio spettro di persone, quindi a Bassano non abbiamo lavorato solo con bassanesi, anzi non ce n'era manco uno di bassanese, c'era gente che arrivava dal Trentino, dal Friuli, e quindi dei grossi movimenti, e quindi si potrà anche pensare, io penso che sarà una proposta che faremo anche ad AIGAE, quella di vedere di dove è possibile fare delle ore in questo modo. Questo è un sistema che fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa, era utopia per tutti, cioè pensare di fare lezioni online era una follia. E invece adesso è diventata una cosa di abitudine, quindi nessuno ci vieta di cambiare anche questa piccola abitudine e a ridurre notevolmente i costi, perché nel momento in cui una persona non ha più necessità di spostarsi per tutte le ore, ma può seguirlo tranquillamente da casa e spostarsi solo quando c'è la necessità del confronto diretto, quindi una parte di ore a farla in web, ovviamente ha dei costi diversi. Come probabilmente in Friuli la situazione corsi è complessa e molti ricadono in Veneto. State pensando a un corso ai confini con il Friuli? Ecco, diciamo, Manuel, che quello più vicino al Friuli lo abbiamo già fatto con Chioggia. Per il momento non so risponderti, però è una domanda che girerò a chi di dovere. Potrebbe essere che ne facciamo partire anche un altro nella zona più vicina al Friuli. Sì, è vero che è abbastanza complessa. Allora, perché le guide alpine, in particolar modo gli accompagnatori di media montagna, non vedono di buon occhio le guide ambientali? Ma sai, aspetta, durata dei corsi. Mediamente un corso alla fine ti dura 6 mesi, ecco, giusto per avere un ordine di grandezza. Domanda prima che è un po' più complessa. Non c'è un motivo particolare. Tra l'altro è una cosa che, come GAE, il nostro presidente nazionale ha più volte cercato di trovare una situazione di accordo. Stiamo lavorando in 2 situazioni diverse. Allora, anzi, stiamo lavorando in maniera disagiata rispetto alla guida alpina, perché una guida alpina può anche fare il nostro lavoro se vuole, nessuno glielo vieta dal punto di vista giuridico. Le competenze sono un'altra cosa, ma dal punto di vista giuridico nessuno glielo vieta. E noi invece non possiamo fare il loro lavoro. Quindi di fatto, se dobbiamo prendere una striscia lunga 1 metro, loro possono usare tutto il metro, noi possiamo usare 80 cm, 70 cm, perché il resto è competenza esclusivamente loro. Quelli che potrebbero averla un po' più sono gli accompagnatori di media montagna, perché in realtà hanno fatto un corso che li ha avvicinati dal punto di vista dell'impegno alla guida alpina, ma non possono fare le cose della guida alpina, quindi forse è un po' questo che gli fa vedere di cattivo occhio le guide ambientali. Ma io ne conosco, ho moltissimi amici, sia accompagnatori di media montagna e qualche amico anche guida alpina. È una questione, penso, di non conoscenza, nel senso che nel momento in cui tra le persone ci si conosce, io ho anche lavorato con loro, ho anche lavorato per loro. Le mie competenze dal punto di vista storico sul grappa, che mi limito a questo, però insomma
penso di averne abbastanza per poterli aiutare nei momenti in cui c'è un tipo di utenza che ha bisogno di farsi una scarpinata folle, ma che poi quando arriva su al sacrario ha bisogno di qualcuno che gli racconti la storia del sacrario. Quindi magari se c'è una collaborazione, questo ha tutto un altro senso per tutti, no? Io, dal punto di vista mio, non ho niente contro nessuno, soprattutto perché li conosco. È vero, però ti confermo che qualche astio c'è, qualche volta addirittura in qualche parte d'Italia si è arrivati alla discussione soprattutto sul momento delle ciaspe, che le ciaspe, che sono comunque una cosa che la guida ambientale può fare, è stata per qualche momento un motivo di tensione. Sì, no, sì, no, sì, no. Vi dico, io, a parte quest'anno che non l'ha fatto nessuno, quando non c'era la neve si poteva andare in montagna, quando non si è più potuto andare in montagna c'era la neve, quindi immaginatevi un po'. Però tendenzialmente io ho deciso di non farlo, non vado con le ciaspe, rinuncio a questa parte di lavoro, scelta mia personale, fatelo voi, per me va bene, uguale, voi come inteso come guide alpine o accompagnatori, che però, ripeto, sono nelle stesse condizioni nostre, se lo può fare un accompagnatore, lo possiamo fare anche noi, anzi, probabilmente un accompagnatore, se andiamo a leggere bene quello che è il loro statuto, non lo potrebbero neanche fare, ma comunque, vabbè, insomma, ecco, è un po' così. Allora, ecco, siamo arrivati al momento in cui volevo farvi vedere, chiudere con, e poi vi lascio un po', siamo giusti con i tempi, vi lascio anche se avete qualche domanda in diretta. Tutta sta menata, hai parlato 45 minuti, ma ci porti a fare un giro? Boh, vi porto a fare un giro, vi porto a fare un giro di 5 minuti virtuali in montagna, così vi faccio vedere come si fa, come faccio di solito quando accompagno un gruppo. È ovviamente un video, quindi ho tolto tutte le pause, tutte le incertezze, è un po' più costruito, però tendenzialmente è un po' quello che è il mio lavoro. Quindi vi faccio vedere questo video. Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio portare, almeno virtualmente, a Cima Grappa. Se ci sei già stato, ti racconterò qualcosa che forse non conosci, ma se non ci sei mai stato, penso di riuscire a farti venire la voglia di venirci a trovare. Il massiccio del Grappa è simile ad una gigantesca mano. Con i suoi 1775 metri noi ci troviamo qua, sul dorso, nella parte più alta. La parte del polso, a 90 gradi, è il versante sud, che guarda la pianura veneta, da dove dalla cima nelle belle giornate si vede la laguna di Venezia, le gru di Porto Marghera, i colli Ugani e le città di Bassano e Padova. Il polso a 90 gradi simula la strada Cadorna che proprio ripida scende lungo la sua dorsale per arrivare in pianura. Sul versante opposto, quindi sul versante verso nord, le dita rappresentano le dorsali e le vallate. Se partiamo dalla dorsale più a ovest, è la dorsale dei Colli Alti verso ovest. Poi abbiamo la dorsale degli Asoloni, la dorsale dei Solaroni e la linea del Bocaor-Meatte che si divide una parte verso il Forte Salton e un'altra parte verso il Monte Tomba sul versante più a est. Quassù ora è un'oasi di pace e serenità, ma tra il 1917 e il 1918 questa linea fu il perno della resistenza italiana per fronteggiare l'avanzata austro-ungarica su un grande fronte che prendeva l'altopiano di Asiago, il Grappa come perno centrale e il Piave. A guerra finita, quindi era doveroso, in questo posto, costruire un sacrario della memoria. In pochi però sanno che quello che vediamo oggi, che è stato terminato nel 1935, non è il primo sacrario, ma bensì il secondo monumento dedicato ai caduti sul Monte Grappa. Già amici, perché il primo era un sacrario ipogeo e fu costruito interamente, quindi non fu solo fatto un progetto o un'idea, anzi fu completamente terminato nel 1928. A documentare quanto vi sto raccontando, questo piccolo Deplian,
come si diceva allora, adesso si chiamerebbe brochure, che ho acquistato casualmente da un rigattiere qualche anno fa. Oggi si potrebbe dire che questo è uno strumento, una brochure di tipo pubblicitario. Di cosa, chiederete voi? Ma proprio del vecchio sacrario. Sfogliandolo si capisce com'era impostato il monumento. Era un monumento complesso, parlava di un ingresso a mezzodì, che tradotto con termini attuali significa a sud. Da quello che conosciamo e che identifichiamo oggi come il portale Roma o portale di Roma, che è stato appunto dono della capitale. Al suo interno c'erano 6 gallerie radiali. Una era la galleria principale, quindi la galleria d'ingresso, mentre le altre 5 terminavano in cosiddetti poggi, dei piccoli terrazzamenti panoramici che però in realtà avevano una doppia funzione. La principale era di illuminare e la seconda era di arieggiare l'interno. Ai lati di queste gallerie, per tutta la loro percorrenza, delle piccole urne rettangolari di 60 cm x 40 cm avrebbero dovuto contenere, anzi contenere per un breve periodo, i resti dei defunti. Questo insieme di gallerie creava un ideale percorso. La galleria Vittorio Emanuele III era il simbolo della tragedia e quindi dell'inferno della guerra. Il cimitero era considerato una specie di purgatorio delle anime dei soldati caduti, e poi l'uscita, luminosa e paradisiaca, dal portale Roma verso la Madonnina del Grappa in fondo alla Via degli Eroi, simbolo indiscusso della fede e della vita eterna. Vi ho già dato l'input, un cammino dantesco, voluto così proprio dall'ingegner Niccolò Alberto Gavotti, l'uomo che in pochi mesi aveva fortificato il Monte Grappa e al quale fu proprio affidato l'ideazione di questo primo progetto. Ma come vi dicevo prima, il lavoro andò ben oltre la progettazione, fu completamente ultimato e le salme depositate all'interno del sacrario. L'opera finita però non era purtroppo in linea con le idee del regime fascista, intento ad esaltare e glorificare il soldato caduto, mentre all'interno di questa galleria umiltà e stillicidio inducevano il visitatore esattamente al pensiero opposto. L'idea venne quindi abbandonata, trascurata, e si iniziò la costruzione di una nuova opera eterna che fu terminata nel 1935, quindi in tempi anche molto brevi. Costruirla e mettere d'accordo una serie di persone non fu per nulla facile, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, al prossimo video. Allora, il brevetto sub, c'è Alberto, un ragazzo che sta frequentando il corso a Bassano, che ha preso il brevetto A, il brevetto sub. Sì, torna utile perché poi, tra l'altro, nell'assicurazione è prevista anche, l'assicurazione è fatta a moduli, l'assicurazione della EGAE, e uno di questi moduli comprende, che io non ho, comprende anche chi è in grado di fare sub, perché poi c'è anche chi può fare un certo tipo di accompagnamento. La logica è quella di riuscire a crearsi una propria nicchia, quindi avere un brevetto che aiuta ad avere un certo tipo di professionalità più spinta è sicuramente una cosa utile e interessante. Ripeto, uno di questi ragazzi ha fatto addirittura il linguaggio dei segni, quindi ci sono un sacco di cose che possono essere utili. No, allora, per il momento i corsi sono solo del fine settimana. Quelli che abbiamo fatto fino adesso sono solo durante il fine settimana. È un limite, però ha un senso. Ha un senso, perché così possiamo prendere un gruppo di persone più importante. È un sacrificio, l'ho fatto anch'io. Quest'anno ho seguito tutto il corso, come vi dicevo prima, quindi per tutti i sabati e domeniche di 6 mesi mia moglie non mi ha mai visto, adesso me lo rifaccia per i prossimi 8 anni, ma non importa, comunque insomma è stata così, ma sono stato molto contento di averlo fatto perché a parte il gruppo, poi sono colleghi, crei comunque sempre un gruppo particolare, sono dei corsi dove fai famiglia, poi insomma
mi hanno fatto il regalo per il compleanno, siamo andati fiori insieme, siamo andati in rifugio assieme, abbiamo fatto delle camminate assieme, quindi diventa una cosa un po' diversa. Allora, per seguire i corsi devi iscriversi a gare? No, ecco, questa Federica è una cosa interessante. Allora, il corso che noi facciamo è un corso che, se poi superi l'esame, ti dà la possibilità di iscriversi alla GAE, ma non è un obbligo, quindi non sei obbligata a iscriverti alla GAE. È un corso che ti autorizza, cioè ti fa la formazione, fai l'esame e poi se tu lo desideri ti iscrivi alla GAE, ma non è un obbligo, non è un obbligo. Ovvio che poi insomma uno lo fa per quello, però non è un obbligo. Le guide sono liberi professionisti, come si organizzano riguardo alle zone e gli ambiti di competenza? Allora, sembra banale, sembra una cosa che vi dico per dire, ma c'era talmente tanta richiesta e spero, anzi sono convinto, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno con i colleghi, sono convinto che quest'anno succederà una cosa di questo tipo. Nessuno può andare all'estero, tutti dovranno stare in Italia, si riscopriranno anche le visite, i giri di un giorno. Quindi probabilmente quando daranno la possibilità di muoverci, quando sto maledetto passerà, ci sarà tantissimo lavoro. Fino all'anno scorso io ho sempre avuto, ripeto, per me non è il primo lavoro, ma io ho sempre avuto più lavoro di quello che sono riuscito ad organizzarmi con la scuola. Cioè la scuola mi permette, grazie anche alla grandissima umanità dei miei colleghi e del mio amministratore, di prendermi qualche giorno e di andare in montagna qualche giorno, ma ovviamente non posso stare in montagna tutti i giorni. Ci sono dei momenti tra aprile e maggio dove lavoro talmente tanto con le scuole che potrei stare in montagna tutti i giorni, cosa che non posso fare. Quindi a mia volta regalo il termine corretto, visite ad altri colleghi, quindi non subappalto, affitto, noleggio, regalo, cioè oggi vai tu, domani vado io. E si crea questo terzo tempo, perché poi alla fine ci si trova in rifugio quando le scuole alle 4:30, 5 vanno via, no? Quindi lasci andare le scuole, poi ti trovi in rifugio, ti fai la chiacchiera, sorridi per qualcosa che è successo, insomma, quindi è anche un bel ambiente per quello. Professionisti al 100% ce ne sono, ho colleghi, ma le zone sono comunque zone libere, quindi tu puoi andare un po' dove vuoi. Ovvio che buon senso dice, io che non lavoro in altopiano, quando vado in altopiano avviso le guide altopiano, do un colpo di telefono agli amici dell'altopiano e dico ascoltami, guarda che vengo su, va bene? Sì, non mi dicono mai di no, però è corretto farlo. Per accompagnare in bici lo si può fare solo con il corso da gara, bisogna possedere qualche brevetto. No, nel corso non si tratta dell'argomento bici. Tutti gli argomenti della sicurezza correlata sì, ma non argomento bici. Nell'assicurazione è previsto anche chi vuole accompagnare bici, è buona norma poi saperlo fare, nel senso che i rischi, soprattutto con le bici elettriche, sono spaventosamente alti, quindi è bene fare un corso, ma per una questione di sicurezza, non perché serva. Potete avvisarci quando lo organizzerete? Sicuramente, Luisella. Penso che Nicola ci sta sentendo e avrà già preso nota, quindi lo farà senz'altro. Spero nel corso della zona Verona, sì, ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo tutti. L'assicurazione di cui parlavi copre solo la guida o anche i partecipanti? Copre entrambi le cose. Ti dirò che copre di più i partecipanti che la guida, però insomma in realtà si copre entrambi le cose. Ma quindi siete un team o singoli che si aiutano? Allora, dal punto di vista giuridico siamo singoli, dal punto di vista di lavoro siamo un team. Siamo un team, io lavoro assieme a tutti i colleghi del Grappa e ti dico, in questo preciso, il video che avete visto fa parte di una serie di 5-6 video, non mi ricordo, che ho caricato sul mio canale YouTube e sulla pagina Facebook con la funzione di aiutare loro, perché questo serve per creare movimento. Per molti di loro hanno anche un rifugio, un ristorante e quindi questo serve per aiutare loro. E questa, se devo dirvi la verità, è una cosa molto appagante, nel senso che io quando vado su, ho scritto anche dei libri sul Grappa proprio da quanto sono innamorato di sto posto, quando vado su mi sento a casa. Infatti uno di questi libri si chiama Lassù è casa mia. Mia moglie scherzando mi fa, quando c'era il momento in cui non si poteva andare in Grappa, mi ha detto vai in Grappa, anche se non puoi andare, ti porti via un libro e quando ti fermano gli fai vedere il libro e dici Lassù è casa mia, visto che si può andare a casa puoi andare. E non l'ho fatto, ma va bene così. No, ma per dirvi, insomma, quindi è una bella situazione, una situazione che mi fa particolarmente piacere, ci aiutiamo.
Parlando di normativa, in Veneto non c'è una legge che regola le professioni turistiche come ad esempio c'è in Emilia-Romagna? No, in questo momento l'Emilia-Romagna è più avanti, bisogna dire la verità. E anche dal punto di vista delle guide hanno fatto un accordo con ANEGAE e si muovono in maniera differente rispetto al Veneto. Quindi siete liberi professionisti? Sì, di fatto sì. Di fatto siamo liberi professionisti, sono liberi professionisti perché nel mio caso, avendo già un altro lavoro, mi muovo in maniera diversa dal punto di vista fiscale. Bene, ne avete fatte di domande, mi fa piacere, magari se qualcuno vuole anche, grazie a te Valentina, se qualcuno vuole anche fare due chiacchiere, potete anche aprire i microfoni, usare i microfoni, non c'è nessun problema. Giusto per sentire le voci di qualcuno e vedervi in faccia, se avete piacere. Vedo che ci sono tante donne, questa professione sta diventando molto femminile. Ho delle colleghe tra l'altro molto molto brave. Qual è la percentuale delle guide che riesce a farlo come unica professione? Non so darti la percentuale, io ne conosco e anche tante, però in questo caso allora, dando a occhio ti direi che stiamo parlando di un 70%, 60-70%, sono in tanti che lo fanno e lo fanno lavorando però in team, in squadra. Loro sì che sono organizzati in cooperative o sono organizzati anche in forme giuridiche che permettono di vincere bandi, quindi di partecipare ai bandi e vincerli, magari uno è specializzato nei bandi, uno è specializzato nel gestire una casa per accoglienza tipo piccolo rifugio, quindi insomma ci sono delle realtà importanti, interessanti, in Veneto ce ne sono 2 o 3 di grosse, anche veramente grosse, che riescono a muovere dei fatturati anche interessanti. Ripeto, per me è una seconda professione che amo alla follia, penso si capisca anche. Mia moglie dice, quando vado su, mi dice, torno a casa la sera che sono stanco, ovviamente, mi dice, sei andato a giocare. Da un certo punto di vista la capisco anche, no? Perché poi torno a casa che sono illuminato e faccio luce. Però di fatto è un lavoro. E poi credetemi che comunque se fatto tutti i giorni, forse tornerei a casa meno luminoso anch'io. Però insomma, mi piace tanto e lo faccio più che volentieri. E spero che ci sia qualcuno di voi che prenderà questa strada. Beh, allora, il discorso grande guerra, io sì, sto lavorando tanto, adesso non voglio parlarvi, non voglio autoincensiarmi, ma abbiamo fatto un grosso lavoro che ha permesso di lavorare durante tutto il centenario con il Veneto e adesso stavamo lavorando molto con il Fuori Veneto a livello nazionale. Abbiamo giocato bene le nostre carte, ecco, diciamo che abbiamo fatto tanto lavoro sul Veneto quando era il momento di farlo sul Veneto e adesso stiamo lavorando con il nazionale. Io ho avuto la fortuna anche di accompagnare sul presidente della regione Puglia, quindi insomma che è venuto su con un pullman di ragazzini e poi gli ho fatto fare il giro e da là poi sono partiti anche diversi contatti con la Puglia e abbiamo lavorato con la Puglia. Immaginatevi dei ragazzini che si fanno 10-12 ore di pullman per venire a vedere il sacrario che noi magari abbiamo sopra la testa e non siamo neanche mai andati. Pazzesco, a volte queste cose mi fanno proprio riflettere su queste realtà. Sì, giusto per non trascurare nessuno, ho visto altre 2 domande, così rispondo anche a quelle 2, poi chiudiamo se dici. Allora, prospettive di lavoro sul territorio ligure. A Varazze, sì, direi di sì, insomma. Puoi anche dimenticarti l'Appennino e concentrarti anche sulla parte del mare. O l'Appennino. Lecco, c'è un ragazzo che l'ha fatto con noi che è di Lecco. Cioè, dici giusto, nel senso che concentrando l'attenzione, allora, se posso permettermi, allora rispondo velocemente, come educatore cinofilo, sì, c'è una ragazza che l'ha fatto a Bassano che è educatore cinofilo e fa l'accompagnamento a 6 zampe e sta lavorando molto perché è un'attività che funziona molto bene. Chiudo con a Chiara che è un po' più contorta. Allora, se posso dirvi un trucco, una cosa, un trucco del mestiere, chiamiamola così. Meno la zona è conosciuta, più voi vi concentrate su quella zona e andate in cerca. L'Italia è talmente meravigliosa che anche dietro a un sasso si nasconde un mondo.
Quindi se voi andate in cerca di tutte le storie, le curiosità, i piatti tipici, perché parliamo anche di piatti tipici, quindi potete anche raccontare la storia di un malgaro, piuttosto che più riuscite a personalizzare il vostro lavoro e più lavoro avete. Quindi più andate su una zona che non è battuta e meglio è. Di fatto, quindi se andate in cerca di zone che non sono così famose, lavorate molto di più magari di qualche collega che lo fa nelle Dolomiti, che è inflazionata da guide alpine, guide ambientali, guide in media montagna e tutto quello che c'è. Insomma, là devi essere veramente un cercatore di particolari per riuscire a sopravvivere. Invece più cerchi una zona tua e più riesci a poi essere classificato per l'esperto D. Grazie ancora, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti.